Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sono 5 le persone che si trovano attualmente in caserma per la rissa scatenatasi ieri sera in via San Domenico a Caltanissetta e culminata con la morte del 51enne Marcello Tortorici accoltellato alla gola. Oltre ai 3 feriti, Salvatore Fiore di 53 anni, Roberto Millaci di 50 e Massimo Tortorici di 45, fratello della vittima, ci sono anche i figli di Fiore, Michele e Kevin, rispettivamente di 30 e 22 anni. I 5, la cui posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria, sono stati interrogati nella notte dal PM Massimo Tirifò. Non è ancora noto chi abbia sferrato la coltellata fatale a Tortorici. Ci spostiamo a Piazza Armerina, nell'Ennese, dove i carabinieri hanno ispezionato alcuni vivai presenti in particolare alle porte di Barra Franca. Durante una delle ispezioni all'interno di alcuni capannoni, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale formato da 5 pistole, un fucile doppietta e 2 carabine con matricole a brase o non censite con relativo munizionamento. Il tutto nascosto in vari posti all'interno di un deposito. Ma oltre le armi sono stati rinvenuti oltre 100 kg di marijuana che veniva coltivata all'interno del vivaio. Un incendio è divampato nella comunità terapeutica assistita Stella Maris in via Luigi Pirandello a Termini Imerese in provincia di Palermo. Alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme. Nella casa di riposo erano presenti 14 ospiti e 4 dipendenti. Sono stati messi tutti in salvo. Una persona è stata trasportata all'ospedale di Termini Imerese per intossicazione da fumo. Sono in corso i rilievi per stabilire la causa che ha innescato l'incendio. In chiusura la morte questa mattina nell'ospedale di Partinico dell'ex parlamentare Nino Mannino, figura storica del Partito Comunista in Sicilia. Mannino, che si è spento a 83 anni, è stato deputato per il Partito Comunista Italiano, oltre che punto di riferimento del PC nella provincia di Palermo. Proprio nel capoluogo ha guidato le lotte a sostegno degli operai del cantiere navale, dell'area industriale e dei senza tetto. Nei primi anni del 2000 ha diretto anche il centro studi Pio La Torre, che oggi esprime cordoglio per la sua scomparsa. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.